tempi brevissimi. Il Treviso Calcio allarga il fronte societario. In una conferenza stampa oggi il presidente Corvezzo ha annunciato l'ingresso di nuovi soci, i nomi in settimana. Ed eccoci di nuovo in studio con la seconda parte dei nostri telegiornali. Siamo allo sport, parliamo del Treviso Calcio che allarga il fronte societario. In una conferenza stampa oggi il presidente Corvezzo ha annunciato l'ingresso di nuovi soci e ha smentito la crisi finanziaria della società. Sull'argomento interviene anche l'indimenticato Beppe Pillon con un appello ai tifosi. Sentiamo. Arriveranno nuovi soci, ma per conoscere il nome bisognerà attendere ancora qualche giorno. Nessun rischio di tracollo e nessuna situazione debitoria da far pensare al fallimento. Il presidente Renzo Corvezzo convoca i giornalisti per spiegare la sua verità al termine di una delle settimane più turbolente della sua presidenza. Al suo fianco Leandro Casagrande, il segretario generale che fa dietro front rispetto alle dichiarazioni sulla crisi societaria fatte al termine della sconfitta di domenica. No, io mi faccio una colpa. Ma di che? Perché me ne faccio una colpa di aver detto che siamo in crisi quando in realtà in 2 giorni abbiamo risolto i problemi. Perché lui è bravo a risolvere i problemi. I debiti del Treviso non sono cifre a 6 zeri. Il bilancio, come si diceva, è stato valutato ieri, al 31 dicembre, c'è una piccola perdita intorno ai 12.000 euro che adesso sarà una volta approvato definitivamente che è pubblicato, quindi insomma non c'è niente di particolare. Insomma. Il presidente assicura che i giocatori sono stati regolarmente pagati, ora toccherà a loro scendere in campo e scacciare altre polemiche con i risultati. E sulla crisi societaria interviene anche Beppe Pillon, indimenticato mister del Treviso Calcio dei record, quello che proiettò i biancocelesti nell'Olimpo del calcio. Mi piacerebbe rivedere Treviso dove l'ho lasciato, perciò io mi auguro di tutto cuore che qualcuno possa dare una mano a questa società, che qualcuno possa dare una mano a questo presidente in modo da finire un campionato che li vede protagonisti e sperando che alla fine riescano a vincere questo campionato.